E dopo il servizio la linea va in Veneto al collega Zanirato per notizie e aggiornamenti relativi all'Alto Adriatico. Grazie alla collega Anastasia e ai colleghi di Udine, ben ritrovati anche dalla nostra pagina veneta del TG di Video Regione. Accanto a me l'ospite di questa sera, Marco Geromin, sindaco di Concordia Sagittare, con il quale affronteremo diverse questioni legate al territorio e alla sua cittadina nel corso del notiziario. A proposito di problematiche, il suo comune è stretto tra due fuochi, quello delle centrali a biomasse da una parte Fossalta, dall'altra Portogruaro. Manca un raccordo su questi temi anche a livello provinciale o regionale? Beh, manca quello che dovrebbe essere il raccordo, cioè il piano energetico regionale. Se ne parla ormai da 15 anni, credo che il Veneto non sia un buon esempio sotto questo aspetto, tant'è che noi come sindaci abbiamo la sensazione che il Veneto orientale sia terra di conquista da parte di questi interventi, che ripeto sono interventi di notevole portata, 13-15 megawatt alla Zignago, 7-8 alla Cereal Docks, un altro ne sta sorgendo mi pare di 7 megawatt anche lì a Torresella, sempre fra i comuni di Portogruaro e Fossalta. È chiaro che noi non siamo coinvolti direttamente, ma sappiamo che quello che si produce insomma toccherà sicuramente anche il nostro territorio. È ora che la Regione dia risposte sotto la gestione corretta della produzione energetica da fonti alternative. È tanto tempo che lo sollecitiamo, lo stiamo portando avanti. C'è stata l'iniziativa in questi giorni degli onorevoli Martella e Viola che stanno chiedendo al governo di imporre alla Regione Veneto di prendere provvedimenti sotto questo aspetto, minacciandoli diversamente di commissariare la Regione sull'aspetto del piano energetico. La sensazione che abbiamo noi è che il proliferare di questi anni delle centrali nel Veneto orientale sia proprio una poca considerazione che si ha di questi territori. Grazie quindi a Marco Geromin, sindaco di Concordia Sagittaria. Noi proseguiamo con il nostro notiziario.